eccola che arriva l'altra anima della manifestazione di questa gran tavolata, Mirella Tuzzato, direttamente qui a Cronache Trevigiane in bicicletta, perché oggi lei la manifestazione l'ha vissuta così, ti sei girata tutta Sant'Artemio oggi. Sì, ma è bello perché poi vedere tutte queste persone, è proprio un'allegria, tutti tranquilli che si divertivano. Io direi che finora l'entusiasmo è davvero alle stelle, già questa mattina tutti stavano seguendo, seguivano questo record, si farà, non si farà, lo scopriremo noi alla fine della trasmissione se l'abbiamo raggiunto, però cucine che lavoravano, gente a tavola, davvero una grandissima festa di trevigiani. Certo, e questo mi fa molto piacere, io sono orgogliosa dei trevigiani della mia città, perché pensate che siamo il più alto numero come città di associazioni di volontariato, perciò fa capire quanto brava è Treviso, quanto solidale è Treviso. C'è questa faccia che esce poco di Treviso, invece c'è, basta vedere le persone, ci sono le famiglie, ecco, giovani, anziani, famiglie, quando mai vedete una collettività raccolta in un'unica giornata così, è bellissimo veramente. Il posto si presta bene, io ho visto bambini correre in mezzo all'erba, Ecco, visto che siamo oramai alla fine della puntata e anche alla fine di questa giornata con il raggiungimento del record, ricordiamo come è iniziato tutto e quanto tempo, quanto lavoro e quante persone hanno contribuito al successo di questa manifestazione. Beh, da settembre che ci lavoriamo per questo evento perché volevamo fare le cose fatte bene, è tutto trasparente, è un mondo di volontariato nascosto che sta lavorando, io ringrazio tantissimo tutti questi ragazzi. Ringrazio il Presidente della provincia che ci ha ospitato perché in città era impossibile farla, avrebbe voluto dire blindare la città una settimana, perciò grazie a tutti di cuore. Mirella, noi ti ringraziamo, siamo curiosi di vedere se questo record verrà raggiunto, ci vediamo Cronache dal Primario, una nostra rubrica e poi in linea Luca Pinzi e sentiremo se con il giudice del Guinness abbiamo raggiunto questi record. Allarme fondi europei. L'Italia rischia di perderli se non dimostra di saperli spendere. Cambiamenti climatici. Quale futuro per la nostra agricoltura? Divulgare i vini DOC di qualità. Ecco come. Sono questi alcuni dei temi della puntata di questa settimana di Cronache dal Primario. Cominciamo dall'incontro tra il ministro all'agricoltura Giancarlo Galan e gli assessori regionali. Il ministro ha lanciato un preciso monito. Non possiamo correre il rischio di perdere i fondi dei programmi di sviluppo rurale. Innanzitutto perché sono soldi dei nostri agricoltori e in secondo luogo perché ci farebbe perdere autorevolezza in Europa, proprio ora che dobbiamo ridiscutere la nuova PAC. Se le regioni non trovano una soluzione, prenderemo noi dei provvedimenti. Dalla politica agricola comune il nostro paese riceve mediamente 6,5 miliardi di euro l'anno, tra aiuti diretti agli agricoltori e misure di sostegno allo sviluppo rurale. Al 31 marzo 2010, data dell'ultima rilevazione, sono stati spesi solamente 2,36 miliardi di euro, corrispondenti al 13,4% della dotazione complessiva. Per evitare il disimpegno automatico dei fondi comunitari assegnati al nostro Paese, ha proseguito il Ministro, entro il 31 dicembre 2010 occorrerà realizzare un'ulteriore spesa pari a 1,12 miliardi di euro. Cambiamenti climatici e agricoltura invece è l'argomento di strettissima attualità che sarà al centro di un workshop organizzato dall'INEA congiuntamente all'Ocse e alla FAO, che si terrà a Roma dal 23 al 25 giugno. Costituirà l'occasione per esplorare le diverse opzioni disponibili all'agricoltura per adeguarsi e fronteggiare i cambiamenti climatici, in una prospettiva temporale di medio e lungo termine. Il Ministro alle politiche agricole sostiene la viticoltura di qualità. In tal senso due le iniziative da segnalare. La prima riguarda 10.000 kit divulgativi per raccontare i vini a denominazione di origine, italiani e soprattutto 103 enoteche e ristoranti di Firenze, Bologna e Roma, che hanno aderito ad un progetto di FederDoc. Dopo il grande successo ottenuto con la campagna media Controlliamo tutto tranne con chi lo bevi, FederDoc, la Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la tutela delle dominazioni di origine, propone una nuova iniziativa dedicata ancora una volta alla corretta informazione e divulgazione per la valorizzazione dei vini a denominazione di origine. Dal 10 giugno a Firenze e Bologna e dal 20 giugno a Roma, 100 esercizi selezionati tra enoteche e ristoranti, 30 a Firenze, 30 a Bologna e 40 a Roma, distribuiranno 10.000 kit informativi sui vini italiani, un utile omaggio alla propria clientela interessata ad approfondire la propria conoscenza del comparto enologico italiano.
Infine, nell'auditorio della cantina di Soave si svolgerà l'8º congresso internazionale Terroir, con i 150 maggiori esperti mondiali dal 15 al 18 giugno. Promossa ogni 2 anni dall'OIV, questa edizione è realizzata in collaborazione con il CRA di Conegliano, Regione Veneto Agricoltura, vedrà la presenza di relatori provenienti da 21 paesi. E rieccoci allora per queste conclusioni straordinarie di questo record, anzi 2 Guinness probabilmente, perché qui abbiamo il giudice, adesso ci dirà se sono stati raggiunti. Ancora a Sant'Artemio, io saluto Davide Cararetto, buona giornata, parleremo di tovaglia tra poco e ancora Sandro Bottega e Stefano Bottega. Allora, l'ufficialità ce la darà questo signore, allora con questa declaration. Michael Whitty from Guinness World Records. I can confirm we have 2 Guinness World Records set here in Treviso. The largest tovaglia, okay. and the largest bottle of grappa. Many congratulations to the whole town of Treviso for this fantastic achievement. E allora io la ringrazio, grazie davvero, e porti i saluti ovviamente a Londra, questo Guinness World Records. Allora, complimenti. Grazie. Una tovaglia lunga quanto? Ce l'abbiamo fatta? Allora, ufficiali sono 1461 metri, ok, noi li abbiamo tessuti anche di più perché ne abbiamo fatti 1790 e che i tavoli erano finiti, quindi non abbiamo potuto rotollarli tutti quanti. La nostra è una soddisfazione appunto perché siamo riusciti ad fare sedere attorno alla nostra tovaglia 6.000 persone, quindi tutto veramente un paese intero in questo parco stupendo, e quindi per me è una doppia soddisfazione. Grazie Davide, grazie Cararetto. Allora andiamo in Casa Bottega, un record raggiunto con il solito sorriso sulle labbra che comunica in tutto il mondo la qualità delle nostre aziende, Sandro. Sì, con il sacrificio, il duro lavoro e con una grappa pura, cristallina, come la chiamava Leone Piccioni, come il Veneto arioso, si riesce ad avere successo anche con un distillato italiano che è una novità nel mondo. Sandro, ma allora diciamoli questi numeri di questo record. Allora, l'altezza è stata di 186 cm, la capacità è stata di 138,4 cm, pari a 138,4 litri, scusate, pari circa a 7.000 bicchierini di grappa, il diametro 35 cm, ci hanno lavorato per 200 ore circa 6 persone che hanno fatto via via chi il fondo, chi il tubo, chi il collo, chi il tappo e chi la tempera del vetro, e quindi questi sono i numeri che hanno portato ad essere un Guinness, perché prima eravamo ben lontani da questi numeri. Ma c'è la quantità, ma c'è anche la grande qualità, perché questa è una grappa dei trevigiani, possiamo dire. Beh sì, è una grappa di Prosecco, quindi che è Prosecco di Conegliano Veneto, dove noi produciamo la nostra grappa. È una grappa come vuole la tradizione del Prosecco, molto fruttata, morbida, una gradazione molto moderata di 38 gradi, che quindi consente anche tranquillamente di poter essere consumata e poi anche di mettersi alla guida senza nessun problema per la patente. E io vi ringrazio, grazie davvero, grazie Stefano, ancora complimenti, grazie Sandro. Allora grazie di nuovo anche a voi. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata, come sempre ci vediamo la prossima settimana. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.